Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta tradizionale siciliana, la caponata di melanzane. Gli ingredienti sono melanzane viola, coste di sedano, cipolla rossa, olive verdi in salamoia, pomodoro a pezzettoni, capperi sottosale, sale, zucchero, aceto di mele, olio extravergine e olio di semi di arachide per friggere. Pulire la melanzana, tagliarla a fette e a cubetti. Cospargere le melanzane con un po' di sale, mescolarle, quindi coprire e farle riposare per circa 30 minuti con un peso sopra. Pulire le cipolle, affettarle, non troppo sottili, metterle in un tegame. Pulire le coste di sedano dai filamenti e tagliarle a rondelle, anche queste non troppo sottili. Unire il sedano alla cipolla, versare nel tegame un po' di olio di oliva, aggiungere poca acqua che impedirà alle verdure di bruciare, salare leggermente e cuocere a fuoco medio per 15 minuti. Nel frattempo tagliare le olive a fettine rimuovendo il nocciolo. Quando le verdure saranno traslucide, aggiungere i capperi e la polpa di pomodoro a pezzettoni. Assaggiare il sugo, regolare eventualmente di sale e cuocere per una decina di minuti. Quando il sugo inizierà a restringersi, aggiungere le olive verdi e lasciare insaporire ancora 5 minuti. Preparare la salsa agrodolce con l'aceto e lo zucchero. Unire la salsa agrodolce al sugo, mescolare bene e cuocere finché l'aceto non sarà evaporato. Friggere le melanzane fino a doratura. Aggiungere le melanzane al sugo, mescolare bene e lasciare insaporire per 24 ore. Ed ecco il risultato. Buon appetito!